Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, è del clamoroso quello che sta succedendo in questo momento a Napoli. E non parlo solo delle prestazioni della squadra, perché quest'anno stiamo facendo veramente cagare, ma è sotto gli occhi di tutti. Addirittura giriamo il girone di andata con poco più della metà dei punti, perché l'anno scorso al girone d'andata avevamo fatto 50 punti, ne abbiamo fatti 28, quindi poco più rispetto alla metà. Quindi rendiamoci conto come sta andando l'andamento del Napoli. Ma quello che più preoccupa è quello che sta circolando in questo momento, sono le dimissioni di Walter Mazzarri. Walter Mazzarri avrebbe chiesto alla società di essere esonerato, di andare via e lasciare il progetto SSC Napoli. Ragazzi, questo è del clamoroso. Addirittura si parla di uno Zielinski scontento che già vorrebbe andare via a gennaio. Ci sono squadre arabe su Zielinski. Il valore della proposta fatta al Napoli sono 7 milioni e 7 milioni al giocatore. Se deve giocare come ha giocato oggi, Zielinski può andarsene con tutto il bene che gli abbiamo avuto, ma ragazzi, il ciclo di Zielinski a Napoli è finito. Come è finito il ciclo di Rachmani, come è finito il ciclo, se poi vogliamo parlare di ciclo, ragazzi, che a me viene da ridere, poteva essere un ciclo vincente, invece l'uomo solo al comando, il grande Aurelio De Laurentiis, ragazzi, ha deciso di smantellare una squadra. Quando io vi dissi, guardate che questo scudetto all'80% è di Spalletti, questa è stata la dimostrazione. Comunque torniamo alla notizia di apertura. Io sarei molto orgoglioso se verranno accettate queste dimissioni di Walter Mazzarri, per il semplice fatto che Mazzarri non merita tutto quello che state dicendo in questo momento. Mazzarri si è trovato a prendere una squadra allenata da un incompetente, poi naturalmente l'incompetente ce l'ha messo quell'altro incompetente alla guida del Napoli, quindi non troviamo scuse, ragazzi, perché se c'è un incompetente, sono stati due all'inizio della stagione, uno è stato Garcia e uno è stato Aurelio De Laurentiis. So tutto io, faccio tutto io, non ti preoccupare. Ecco, io spero che Mazzarri venga esonerato, ha chiesto le dimissioni e venga accontentato, perché non si merita tutto questo schifo che sta subendo. Mazzarri è subentrato con una squadra di morti, di cadaveri. La vittoria di Bergamo è stata una vittoria di nervi, diciamo così. Il Napoli aveva fatto vedere anche qualcosa di buono, ma poi ci sono state quelle partite killer Inter, Real e Juventus. Lì la squadra è crollata. Il Napoli è morto dopo Napoli-Empoli, quando i tifosi, invece di fischiare la squadra per fargli capire che qualcosa non andava, hanno applaudito la squadra. No, iniziate a contestare. Oggi è esplosa la rabbia dei tifosi, come è giusto che sia, perché io non mi faccio 800 km per vedere gente che cammina in mezzo al campo, ed è giustissimo. Anzi, qualcuno dice stanno esagerando. No, pensate a quello che spendono gli ultra per andare in trasferta tutte le partite, tutti i fine settimana, che si fanno il culo e non vengono ricompensati dalla squadra e dalla società. L'Ultras, ragazzi, non prende soldi dalla SSC Napoli, quindi mettiamo in chiaro questo: le coreografie se le pagano, non come le altre squadre che gliele danno i soldi per fare le coreografie. Ecco, io non mi sorprende nemmeno questa scelta di Mazzarri, perché io l'ho detto, se c'è un colpevole questo è Rudy Garcia. Che Rudy Garcia si prenda le sue responsabilità, ritorni sulla panchina del Napoli, visto che ora si sta godendo le vacanze con la sua famiglia e la bimba, non che voglia male alla bimba, per carità, per carità, ritorni a Napoli, hai 2 anni di contratto, te ne fai uno, questi mesi che restano, non so, 6, 4, 5 mesi, ti fai questi 5 mesi a Napoli, e ragazzi, e poi vediamo come va, perché siccome state dando tutti la colpa a Mazzarri, poi non capite un cazzo di calcio, scusatemi la parola, ma non capite niente, non capite un cazzo, cioè, ripeto, scusatemi la parola, però quando ci vuole, ci vuole. Napoli in ritiro, squadra in ritiro, la squadra ha accolto in modo molto volontario questa scelta, nessuno ha fatto disappunto,
e questa è una cosa che a me sta benissimo, anzi, secondo me si doveva andare in ritiro molto prima, si doveva andare, da prima che appena arrivava Mazzarri ci doveva essere già un ritiro per ritrovare il gruppo squadra, perché ragazzi questa squadra non ha più un gruppo, questa squadra non ha un gruppo, siamo uomini soli, va bene? Giocano da singoli, non me ne voglia, la prossima partita Zelinski in panchina, ci sarà Samardzic. Io spero che questa sconfitta abbia acceso la lampadina ad Aurelio De Laurentiis a dire do quel milione in più che vuole il padre, do quel milione in più a Pozzo per farmi riprendere Samardzic, oppure do i 20 milioni più Ostigard più Zanoli glielo do non in prestito ma fisso, così arrivo a Dragusi. Voglio vedere cosa farà, voglio vedere ora Aurelio De Laurentiis cosa farà, ragazzi. Io non lo so, noi ci sentiamo domani. Volevo far uscire il post partita della Juventus, ma penso lo farò uscire domani mattina, ma vediamo un pochino. Comunque voglio, è un casino. Una squadra campione d'Italia che non esiste più. Una squadra che è morta. Non so se andare in live fra poco, ma forse andremo in live, una live notturna, ma vediamo un pochino. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao.